Spalman, il cagnolino di razza White Terrier scomparso a Favara la settimana scorsa, è tornato tra le braccia dei suoi proprietari. A riportare Spalman a casa un giovane del luogo che ha avvistato il cagnolino in Codrata Pirciata. Il ragazzo che conosceva Spalman lo ha immediatamente prelevato e riaccompagnato a casa. Impaurito e malconcio, il White Terrier è stato portato dai proprietari in un ambulatorio veterinario a causa di profonde ferite provocate probabilmente da morsi di cani randaggi. Dopo le cure del caso, Spalman ha fatto ritorno nella sua cuccia dove godrà un felice periodo di convalescenza in compagnia dei suoi padroni. Visto il lieto fine della vicenda, la famiglia Piscopo ringrazia il giovane che ha ritrovato Spalman, noi di Sicilia TV che abbiamo reso pubblica la sua scomparsa e l'intera cittadinanza per le numerose segnalazioni ricevute. La signora Piscopo si dice commossa per lo spirito di solidarietà dimostrato dai suoi concittadini. Chiudiamo questo servizio con un ironico "qua la zampa, Spalman".